Allora, per quanto riguarda, a noi ci è stato presentato l'ultima conferenza dei sindaci, questa nuova organizzazione di medici di base, e si pensa che questo debba avvenire entro il 2012. Entro il 2012. Dalle informazioni però si sa benissimo che i paletti in Italia facilmente vengono spostati. Perché sicuramente anche i medici di base in questa fase si trovano. È stato definito in conferenza, ci è stato presentato in conferenza un'organizzazione territoriale dove prevederebbe, per quanto riguarda il nostro territorio, un bacino che comprende da San Michele, Telio Veneto, Gruaro e Cinto, dove si andrebbero a formare 3 centri di questo tipo di centri, dove dei medici devono garantire per almeno 12 ore il servizio di assistenza ai propri malati e ai malati di tutto il territorio, di tutto questo territorio. Naturalmente nasce la discussione dove lo facciamo, perché San Michele in linea di massima ne è già uno, Telio non ce l'ha, Fossalta vicino a San Biagio qualcosa del genere, Guaro ci sta pensando, con Cinto ci stiamo pensando, quindi questo naturalmente è un'ulteriore questione che cade anche sui comuni, perché di fronte a una situazione del genere anche i sindaci si devono sedere a un tavolo e decidere. Infatti quello che noi abbiamo sottolineato all'azienda, che non è possibile che certe decisioni ci vengano in qualche modo calate dall'alto, perché a noi ci sono state comunicate in conferenza dei sindaci e noi non siamo mai intervenuti nella discussione. Questo è dovuto dal fatto che la Regione solamente un mese prima aveva mandato la comunicazione all'azienda di organizzare questo tipo di servizio e quindi l'azienda in un mese ha fatto quello che ha potuto. Però io non escludo che questo tipo di organizzazione non sia soggetto a un'ulteriore discussione da